sconvenienti rispetto alla solita musica che gira sulle solite radio. Poi questo pezzo, ragazzi, si intitola Veleno, e quanti veleni stiamo sopportando ogni giorno e quanti ci entrano nella pelle senza che ce ne accorgiamo. Signori, è un pezzo di un artista che dobbiamo scoprire, e io prima, sono il primo che deve capirci qualche cosa di questo artista, anche perché l'unica cosa di certo è il suo nome, Gianluca. Poi in arte si fa chiamare la bile di Aku con la K, e qui entriamo nella massima incertezza, per cui la cosa migliore che ho fatto, gli ho telefonato. Gianluca, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Gianluca, la bile di Aku con la canzone intitolata Veleno. Prima di tutto, dove ti trovi? Perché mi dicevi non sei nel bel paese. No, sono a Jersey, l'isoletta nella Manica tra la Francia e l'Inghilterra. Fortunatamente oggi c'è uno spiraglio di sole, si vede che voleva baciare questa intervista perché in questi giorni ha diluviato. Oh, piacere che tu sia un po' in giro, ma dici per questo perché? Perché ti hanno cacciato dall'Italia dopo le cose che canti? O cosa combini da quelle parti? Gita di divertimento, lavoro, che cosa fai? Direi che lavoro, sento in sottofondo rumori vari. Proprio quello che, dopo quello che dico nel disco, mi mandassero via dal bel paese. Però no, fondamentalmente sono qua per lavoro e nonostante tutto però sempre dietro chitarra, computer, scheda audio, perché sempre a scrivere cose, quindi non voglio mai perdere l'occasione di appropriarmene del tutto nel momento giusto. Mi piace, mi piace. Allora, intanto chi ci guarda in TV, canale 252 del televisore o sui social, ti si vede con questo panorama particolarissimo. Però adesso ci devi spiegare la canzone e anche il tuo nome artistico. La canzone è intitolata Veleno. Io ho letto che racconti delle costrizioni imposte dal sistema che quotidianamente dobbiamo sopportare, il sistema del denaro, già, un veleno che avvelena le società. E su questo ci troviamo molto d'accordo. Poi i nostri ascoltatori, ragazzi, anche questa mattina sono veramente strazianti, ce ne hanno scritte di tutti i colori, e proseguite a scrivermi, amici, perché 340 6709 659, tra poco ricomincio a leggere i vostri WhatsApp. Allora, Gianluca, cosa volevi dire in questa canzone intitolata Veleno, che bisogna riascoltare con attenzione, godere delle distorsioni, che sono poi le distorsioni che un certo sistema ci obbliga a sopportare, e poi chiaramente il tuo nome d'arte, la bile di Aku. E che cosa significa, cosa vuol dire? Perché qui siamo completamente tabula rasa, non sappiamo nulla. Gianluca. Guarda, parto dal nome perché è veramente molto più semplice di quello che sembra. Fondamentalmente la bile sta a rappresentare in questo caso le mie emozioni e Aku è la fine del mio nome Gianluca al contrario, le prime tre lettere. Poi la K perché mi piace la K in generale. Quindi è semplicissimo. Noi che Per quanto pensavamo riguarda chissà che invece cosa, vedi? Pensavamo chissà che cosa, stavamo tirando fuori la filosofia, cercando dunque a quale filosofo potrebbe rifarsi, e beh, se siamo deficienti, siamo deficienti. Bene, questo mi fa piacere, perché la bile di Aku è un po' anche la nostra, quella che quotidianamente travasiamo leggendo i quotidiani in edicola. Siccome sai, Gianluca, io conduco anche la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30, ti puoi immaginare che cosa non sono obbligato, ma alla fine devo pur leggere, perché altrimenti tu dici: ma allora non fare più la rassegna stampa, se non leggi i giornali che rassegna stampa fai? Per dirti, Gianluca, veleno, qual è il veleno che ogni giorno ci instillano qua dentro? Ci hanno anche instillato, e a qualcuno non ha fatto tanto bene. Gianluca.
Beh, il veleno, io penso che una società basata solamente sul denaro, questa in particolar modo, ma penso sempre poi nella storia, il denaro sia sempre stato un elemento di discordia tra, non so, ricchi, poveri, paesi ricchi, paesi poveri, chi ha potere, chi non lo ha, e quindi a volte anche tra i familiari diventa un elemento di discordia incredibile, per un'eredità, faccio esempio. Però in tutto questo non ci rendiamo conto che il bene invece più prezioso che abbiamo è il tempo. Non calcoliamo mai non avremo poi tempo, cioè quanto tempo ci rimane? I soldi vanno e vengono, ma il tempo questo va e basta. Quindi noi per inseguire questo denaro imposto in un meccanismo della società, eccetera, così che noi ovviamente accettiamo, ci perdiamo un sacco di cose, un sacco di tempo per creare, per scrivere, per studiare, per leggere, per mille cose. Il tempo non tornerà. Il tempo non tornerà. E quindi quante volte davvero ci accorgiamo di non vivere a pieno la nostra quotidianità per colpa di qualcun altro, ecco, questo è poco ma sicuro. Gianluca, cosa racconti nella tua musica? Dove poter trovare la tua musica e che cosa poter scovare nella tua musica? E questo pezzo Veleno è contenuto in un album, stai scrivendo e che cosa scrivi? Quali sono le tue argomentazioni? Perché se segui questa falsariga, gli argomenti sono più che mai interessanti, soprattutto per chi è stanco dei soliti ragazzacci che scrivono e cantano le solite canzoni che siamo obbligati anche in questo caso a sorbirci ascoltando RTL o Radio Italia. Certo. Ma guarda, tu prima hai detto una cosa fondamentale. La bile, di Aku è anche la nostra bile. Quindi secondo me hai fatto, almeno credo, lo prendo veramente come un complimento enorme, perché hai centrato veramente, secondo me, il senso poi di tutto il disco. E qui mi collego. Il disco si intitola A piedi nudi, è uscito il 15 di novembre e le tematiche che vengono trattate sono tantissime riguardanti la società e ci sono un sacco di spunti, non so, dal Ponte Morandi agli egoismi dell'essere umano, al fatto che ci vestiamo probabilmente spesso di un abito che non ci appartiene per apparire quello che poi fondamentalmente non siamo. Quindi a piedi nudi è un po' tornare a essere umani, via, con i piedi per terra. E quello che sto scrivendo ora, che ogni tanto riesco a mettere giù frasi, musiche, ok, riguarda sempre la nostra società, ma basta guardarsi intorno, basta sentire le persone che parlano, trovi già gli argomenti da trattare assolutamente. Scusate. E potete trovare il disco su tutte le piattaforme digitali e potete seguirmi su Instagram alla Bile di Aku, Facebook, TikTok e YouTube. Quindi un sacco di tematiche importanti, quindi è centrato bene, la bile è un po' di tutti. Questo magari gira in qualche locale di questa zona dell'Italia. Gianluca. Ma guarda, io sono ligure, sono di La Spezia e sicuramente il progetto prevede anche diciamo un set live un po' particolare. Scusatemi, che stiamo cercando di organizzare e di preparare per portare comunque sia assolutamente in giro, cercando di rispettare il più possibile i suoni del disco, perché rappresentano molto bene le tematiche che vengono trattate appunto all'interno dei brani. Ottimo, ottimo signori, allora avete capito, Sarete comunque aggiornati sicuramente. Provincia di La Spezia, la bile di Aku, scritto con la K. Cominciate a seguirlo, questo particolare artista
l'avete capito, assolutamente un artista non scontato, di quelli soliti a cuore, amore, le solite argomentazioni. No, 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 qua si va sul concreto e soprattutto c'è una protesta e una proposta che ci piace ascoltare, per cui Gianluca molto ma molto volentieri questo pezzo Veleno lo inseriamo nella nostra programmazione qui a Radio Libertà, ma siamo anche curiosi di sentire i prossimi. Quindi Gianluca, la bile di Aku, restiamo in contatto, ok? Yes. Buon lavoro, buona musica. Grazie mille. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, ridendo e scherzando, la bile di Aku è veramente anche la nostra bile, è quella che quotidianamente dobbiamo beccarci leggendo i quotidiani oggi in edicola. A proposito della vostra bile, ho qui tantissimi commenti arrivati al 340 6709 659. Non posso che ringraziarvi perché siete attivissimi, siete gli ascoltatori più attivi di questo mondo. Caro Sammy, la notizia più bella, quando leggerai che Repubblica, Stampa e Domani perdono copia go, ma non scherzare, assolutamente. C'è pure un messaggio audio, sentiamo, tira sul cursore. Ciao Sammy, Pietro Bergamo. Allora che Tajani sembra un Rottweiler, così ha detto l'amico Marco da Mantova. Questa volta non sono d'accordo. A me personalmente sembra un pesce lesso quando parla e non mi dà nessuna emozione. Non quello è vero, niente. Quello è vero, Bah. quello è vero. È vero, Ciao. ciao. Dice cose assolutamente scontate e il problema è che dicendo cose scontate Forza Italia aumenta i voti, capisci? Oh mamma mia, vorrei anch'io dire delle cose assolutamente scontate e far aumentare voti alla Lega e non sono bravo come Tajani. WhatsApp al 340 6709 659, un altro messaggio audio. Sammy, sono Walter. Fabrizio Ricciavo Chiesa ha perfettamente ragione. Io mi ricordo che un certo Conte con dei DPCM ha chiuso in casa tutte le persone, obbligandole a non uscire. E noi non riusciamo a fare un cazzo di DPCM dove diciamo: se ti difendi dall'aggressione e dal furto di uno di questi maledetti e gli spacchi il muso, ti diamo non una multa, ma ti diamo un premio. Punto e basta. Ancora messaggi, sottoscrivo tutte le parole dell'amico di Sabbio Chiese, mi ha scritto un altro. Se ve lo siete persi questa mattina in rassegna stampa, ricordate che questa sera dalle 20 alle 21 va in onda il meglio o il peggio della rassegna stampa di Sammy Varin. Tajani, solo un mediocre ex giornalista, mediocre ministro, dillo, non è diffamazione. No, ma noi comunque vogliamo bene a Tajani, capite? Ma anche la mia posizione, siamo al governo e quindi Tajani è il leader di un partito che ha più voti della Lega in questo momento. Chiaro che non ci piace questa poca allegria nei confronti della riforma per noi così importante che si chiama autonomia, volerci bisticciare a tutti i costi, chiaramente pompato dal quotidiano Repubblica che dice che oggi l'autonomia non la vogliono più neanche al nord, ragazzi, roba mi viene da vomitare. L'astensionismo è frutto di un governo che non riesce a farsi valere, devono avere più coraggio su giustizia e immigrazione, adesso c'è la destra e non il PD. E queste sono parole sante, se non fosse, come dicevo questa mattina presto, che c'è un altro partito, il partito dei giudici. E purtroppo è una grande verità, non di tutti i giudici sicuramente, ma il partito dei giudici che poi vota a quanto pare, forse, chi lo sa, è la sinistra del PD o peggio ancora. Emilia Romagna, si meritano tutto, sì, le solite storie, qui e là. No, io vi ho detto, mi ha fatto impressione che hanno fatto l'altro giorno la manifestazione per protestare perché sono ancora lì in mezzo al fango.
ma nonostante tutto hanno votato ancora PD. Questa è una roba che mi ha fatto impressione, vi dico la verità. Valli, non è possibile accettare che la magistratura si definisca democratica. La magistratura, se è onestà, non ha bisogno di aggettivi, applica solo le leggi. Se è onesta, applica solo le leggi. Voglio ricordare che l'unica categoria che giudica se stessa, lo trovo scandaloso. Bisogna risentirsi la canzone che ho mandato prima, è Veleno dell'artista Labile Diacu. È vero, è vero, è vero. Ancora WhatsApp, dai, il più veloce, me lo mandate, lo leggo al volo. 3406709 rimettete il controllo del voto, consigliate al resto della coalizione Giorgia Mamma sovranista con Forza Italia, non Forza Islam, di essere più uniti tra di voi e soprattutto più presenti nelle regioni che devono ancora andare alle elezioni regionali, provinciali, comunali. E ricordiamo che l'anno prossimo si vota in altre regioni, dalla Val d'Aosta alla Toscana, alle Marche, alla Campania e il Veneto. Il 20 novembre 2015 ci lasciava il grande Gilberto Oneto. Immagino il dolore che proverebbe a vedere come si è ridotta questa radio. Mi vergogno di avere mandato dei soldi in passato, caro Daniele, e noi invece non ci vergogniamo a dirti grazie e mi dispiace che tu adesso sei diventato un comunista. Ascolti Radio Popolare, wow! Spero che te lo faccia diventare duro politicamente l'ascolto di Radio Popolare. E invece al contrario ringrazio chi continua a sostenere beffardo questa radio che non si chiama più Radio Padania ma si chiama Radio Libertà, perché è la cosa più bella da urlare, libertà, attraverso il conto corrente postale che è sempre lo stesso che tu hai utilizzato in passato prima di diventare comunista. Conto corrente postale 37671294 37671294, intestato a Radio Libertà, via Bellerio 41, Milano, emettendo quella famosa cifra che è sempre quella probabilmente che ci hai donato tu qualche anno fa, naturalmente senza esagerare, 5 euro, quello che vi chiediamo a voi ascoltatori anche dell'ultimo momento, che avete trovato una radio ben diversa dalle altre che mettono le solite musichette. Noi siamo una radio, come si può dire, di protesta, posso dirlo? Certo, lo dico. Attraverso quei 5 euro date forza alla nostra redazione, ai nostri programmi, a chi conduce i nostri programmi e riceve molto spesso un qualcosa di molto simile a un obolo, e naturalmente alle nostre piattaforme dove quotidianamente siamo bloccati, su YouTube, su Facebook, basta dire una parola sbagliata e ti bloccano per 15 giorni. L'unica è l'applicazione. Se scaricate l'app di Radio Libertà, è quella difficilmente viene bloccata, mentre in DAB e su canale 252 siamo sempre lì, svolazzanti. Chi lo sa, dipende se paghi la bolletta oppure no. Chiusa la parentesi, perché sono sempre quelli che brontolano ed è giusto farli brontolare, ma poi che girino per favore su Radio Popolare o su Radio 24. Vai con i potenti, caro mio. Buongiorno, i servizi di Autodafè, la nuova trasmissione di Giulio Cainarca, signori, che non fa più la rassegna stampa ma è passato a qualcosa di più alto e più importante, sono molto interessanti. Bravo al nostro Giulio, era un po' dispiaciuto che non facesse più la rassegna stampa, ma il senno di poi, è vero, era sprecato. Pierangela da Milano, vero, chiaro che non lo sentite più Giulio Cainarca alle 7:30, ma lo sentite verso le 10, 10:30. Dovete avere più pazienza. E poi la sera, dopo le 21, va in onda la replica, ok? Tajani, c'è ancora Tajani che nella vostra testa c'è la bile di Acuno. Tajani appare 2 volte al dì su reti Mediaset da quando il Cavaliere è mancato. Per quello che Forza Italia prende così tanti voti di nuovo, e sono tutti voti della Lega. Sai che non lo so se sono voti della Lega, perché adesso c'è tanta confusione anche con questi 5 Stelle, voti svolazzanti, evanescenti. Buongiorno, io sono convinta che tante donne starebbero a casa volentieri a crescere i loro figli se aiutate economicamente. Mi sembra che una donna che non lavora si sente umiliata o la fanno sentire tale. Bella meditazione, Mary.
Tovaglieri. Buongiorno, sto seguendo la trasmissione, molto interessante, peccato che Amato nel 92, la bile di Aku, ha stravolto il programma di noi mamme obbligate a stare a casa perché non c'erano i servizi per i nostri bambini neonati. E cosa ha pensato questo bravo uomo? Ci ha tolto tutto, anche la pensione minima, perché i versamenti potevano essere 15 anni. Io ho versato 20 anni meno 3 mesi, la mia pensione è stata di 90 euro e adesso dopo tanti anni mi danno 197 euro. Noi purtroppo siamo catalogati come casalinghe silenti. Giudicate voi. Ancora Andrea da Roma, interessantissima questa testimonianza, stiamo sempre parlando della trasmissione Auto da Fe di Giulio Cainarca andata in onda poco fa. Il tema degli immigrati andrebbe trattato sempre così, il problema vero non è l'immigrazione in sé, ma l'immigrazione clandestina che crea moltissimi problemi. Il primo è il rischio della vita per gli stessi immigrati e poi una serie di altre questioni legate alla criminalità, al loro inserimento, eccetera. Il problema è che ci sono enti che speculano sull'immigrazione clandestina. Come italiani siamo bravissimi a fare questo. Buongiorno signor Sammy, buona settimana. Monday, dopo il grande Bruce Willis, dopo Rizzo, dopo Paragone, poi arrivo io, viene Sammy Varin, tutto il resto è noia. Stefano, sei sempre troppo gentile. Ho scritto comunque Veleno e anche un CD alla grande Mina di 25 anni fa, è vero, c'era il CD di Mina intitolato Veleno. Tajani, pietoso, incompetente, fazioso. Purtroppo Forza Italia ha sempre boicottato il federalismo, l'autonomia e la devolution, alleati solo finti, in realtà nemici totali, da lasciare il governo se non appoggiano l'autonomia che è nel programma. E cara Ombretta, è un bel dilemma. Io sinceramente sono per stare al governo con un sorrisino così dicendo no ragazzi, l'autonomia è nel programma e noi non raccontiamo palle agli italiani. Voi di Forza Italia raccontate palle? Ecco, questa è la domandina da fargli e vedere che cosa ti rispondono. Ancora una manciata di minuti, se arrivano WhatsApp al 34067099659, per tu che mi stai ascoltando in questo momento è l'ideale, un WhatsApp al volo e io te lo leggo. Intanto però gli appuntamenti da non scordare targati Lega. E dici niente, mai come in questo momento tantissimi eventi con la Lega, anche semplicemente per farci gli auguri di Natale. È una scusa, perché poi si parla di territorio, si parla di Lega e si parla di buona politica. Domenica 1 dicembre, ore 20, cena di Natale provinciale della Lega di Varese. Saranno presenti Giorgetti, Fontana, Zoffili, Romeo, Tovaglieri, Candiani, Cantù, Monti, Cassani. Cosa volete di più? Se ci seguite dalla provincia di Varese, da Gallarate per l'esattezza, appuntamento al ristorante I Fontanili di via Sisia Gallarate in provincia di Varese, domenica 1 dicembre, naturalmente da prenotare. Come è da prenotare l'appuntamento di domenica 15 dicembre, siamo sempre in provincia di Varese, ma questo è un evento promosso dall'onorevole Isabella Tovaglieri, europarlamentare Patriot for Europe, ed è proprio una serata gratuita per un'Europa dei popoli e delle identità presso la tenuta Acqua Sole di via Fornace a Mercallo in provincia di Varese, ore 19:30. Saranno presenti ospiti politici del territorio, assolutamente da prenotare questa serata contattando Isabella Tovaglieri o la sezione della Lega della provincia di Varese a voi più vicina. Siamo a Bresso, cena di Natale della Lega di Bresso, Interland di Milano, 29 novembre, ore 20. L'appuntamento è al ristorante L'Incontro, Piazza Italia 8, Bresso, provincia di Milano. Costo della cena 25 euro, ragazzi, da nessuna parte. Cena completa 25 euro. Io faccio veramente i complimenti a chi riesce a spuntare con il ristorante prezzi così bassi per una cena incredibilmente potente, come quella di venerdì 13 all'hotel Il Gentiluomo, via raccordo autostradale Arezzo. Presenti gli esponenti politici del territorio, 30 euro per mangiare come non mai in compagnia della Lega, venerdì 13, ore 20
ad Arezzo, Hotel Il Gentiluomo. Andiamo in Piemonte, cena di Natale Lega Canavese, venerdì 6 dicembre, ore 20:30, ristorante dei Cacciatori Rolandini Sbarro Verolendo, con la presenza del segretario regionale Riccardo Molinari. Appuntamento per chi ci segue dal Piemonte, quindi venerdì 6 dicembre, ore 20:30, cena di Natale Lega Canavese. Dal Canavese siamo lì alla provincia di Torino. Il 15 dicembre alle 13 il pranzo di Natale è a Settimo Torinese, Seven Village, strada della Cebrosa 95. Anche qui naturalmente il segretario regionale e capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, ma sindaci, assessori, consiglieri comunali, circoscrizionali della provincia di Torino non mancheranno. Qualche nome: il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca, il presidente della Commissione Autonomia Andrea Ceruti, l'onorevole Alessandro Benvenuto, questore della Camera, l'onorevole Elena Maccanti, segretario provinciale della Lega di Torino e deputato della Lega. L'appuntamento è per domenica 15 dicembre alle ore 13 a Settimo Torinese, Seven Village. E anche qui, ragazzi, il menù è assolutamente potente e i soldi da spendere sono 25 euro. Silvia Sardone ti invita all'evento Bergamo incontra l'Europa con Giovanni Malanchini, domenica 1 dicembre alle ore 19, Pala Spirà, via Sant'Antonio a Spirano, in provincia di Bergamo. A seguire apericena offerto. E anche qui, signori, chi vuole mangiare tutto magna senza problemi, senza spendere, questi sono gli eventi da segnare giù. Domenica 1 dicembre, ore 19, Pala Spirà, via Sant'Antonio, Spirano. Mi raccomando, cerchiamo però di prenotare prima. 16 dicembre, Ca del Gusto, Viale Galilei 65, Marina di Carrara. Qui siamo in Toscana. La cena alle ore 20 con la Lega Salvini Premier di Massa Carrara. 16 dicembre, Ca del Gusto, Viale Galilei 65/E, Marina di Carrara. Fanciulla di Viola. È chiaro che sono situazioni che dovete assolutamente segnare in calendario e soprattutto prenotare. Sì, perché se arrivate all'ultimo momento, il ristorante è quello che è, non sono posti infiniti, rischiate davvero di non riuscire a cenare. Sì, un saluto lo si può fare tutti insieme, ma per sedersi a tavola è più complicato. Che dice qua? Ha ragione quella casalinga su quell'amato. Anche mia moglie ha lavorato 18 anni in fabbrica. Mamma mia, se girano le scatole, e prende 200 euro al mese. Caro Gino, un abbraccio a te e alla mogliettina. Sono robe che fanno girare le scatole. Ci fermiamo? Sì, ma solo per pochi istanti, perché siamo alle 11:30. Come ogni giorno si parla di territorio nella trasmissione di Sammy Varin tra le 11 e mezzogiorno. Tra pochissimo andiamo in Toscana. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario. La produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello,
84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Fanciulla di viole è una canzone che ho scritto di getto, subito dopo aver letto sui giornali la notizia della terrificante morte di Noemi Durini, una ragazza di 16 anni avvenuta il 3 settembre del 2017. Quella storia, l'accoltellamento da parte del fidanzatino di quasi 18 anni e soprattutto la sua sepoltura sotto le pietre quando era ancora viva, non voleva proprio uscirmi dalla testa. Non ci sono parole più calzanti per descrivere lo sconvolgimento che mi ha lasciato quella vicenda, di quelle che Dante nel Canto Quinto dell'Inferno fa dire a Francesca da Rimini quando parla della sua tragica morte insieme all'amante Paolo per mano del marito Gianciotto. Il modo ancor m'offende. Da questa storia vera è scaturita una canzone che io trovo dolcissima e drammatica al tempo stesso, una canzone che non perdona gesti tanto efferati, assurdi, propri delle passioni violente che nulla hanno a che vedere con l'amore. Con la speranza che serva da monito, la dedico in questa giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
Si chiama Fanciulla di Viole, questa potentissima canzone di Paola Massoni. Il giorno giusto per pensare, sicuramente il giorno contro la violenza sulle donne, ma da seguire è questa signora Paola Massoni che trasmette un'emozione fortissima sul palco. Lei è soprano, autrice, creativa, oltre che docente di canto, pianoforte, letteratura. Sua la Sinfonia di un bosco in rivolta. Guardate il libro, è stata gentilissima, mi ha fatto avere il suo libro, ma questo è un libro, ma è anche una fiaba contemporanea. C'è la versione musicale, finalista a una storia per il cinema su oltre 600 titoli, ma soprattutto, ragazzi, in questi giorni la potete vedere sul palco. Paola Massoni, giovedì 28 alle ore 21 al Teatro Arte di Capannori, Lucca. Sabato 7 dicembre sempre alle 21, Addio mio dolce amore, spettacolo lirico e teatrale all'Auditorium San Romano di Lucca, e anche il 13 dicembre in quel di Capannori. Insomma, complimenti a Paola Massoni, veramente grazie di queste importanti emozioni che ci fai trasmettere qui a Radio Libertà. Siamo liberi, per fortuna, di trasmettere queste emozioni. Non chiediamo a nessun artista di essere pagati come fanno altre radio, ed è il business, ragazzi, è il business. Che ci vuoi fare? 11:37 con il buongiorno rinnovato. Sammy Varin, potere al popolo e potere al territorio. Guarda caso andiamo proprio in Toscana. Va ora in onda Focus Toscana. Ricordando ai nostri ascoltatori che sono sempre qui WhatsApp, appena me li inviate appaiono sul mio computer, il numero è 340-6709-659, qualunque pensiero vi frulli per la testa fatemelo avere, io ve lo leggo. Parliamo con la regione toscana, parliamo con il vicepresidente del Consiglio regionale toscano, Marco Casucci. Buongiorno Marco! Ciao Sammy, ciao Radio Libertà. Grazie. Oggi purtroppo sapete bene che è la giornata contro la violenza sulle donne, quindi lasciatemi un po' esprimere la mia vicinanza a tutte le donne che hanno subito violenza. Lo sai Sammy quante donne dal 2006 in Toscana hanno subito atti di violenza? Quante? Diciamo che sono state vittime 140, è un numero esagerato e si riempie un teatro, solo in Toscana dal 2006. Vittime di femminicidio, 6 donne nel 2023. Sono numeri raccapriccianti che mi fanno veramente agghiacciare la pelle. Considerate soltanto nel 2023 ci sono stati 4.500 richieste di intervento del codice contro la violenza. Ci sono stati quasi 2.000 accessi ai pronto soccorsi. Bisogna fare davvero qualcosa, bisogna che su questa materia si intervenga a tutti i livelli in modo convinto. Quindi la mia vicinanza a tutte le donne che hanno subito degli atti di violenza, dei soprusi, è veramente concreta e cercherò di impegnarmi sempre più anche sotto questo profilo. Sì, è un impegno anche nostro ed è un impegno che non deve essere politicizzato. Questa è la cosa più importante e anche più difficile, perché qua in Italia si strumentalizza qualunque cosa, viene strumentalizzata e quindi dobbiamo ricordarlo, queste manifestazioni del weekend, disarmiamo il patriarcato e poi bruciamo la foto di Valditara, o la Finocchiaro abbiamo scoperto che non ha mai esercitato il potere nella forma classica maschile, frasi che ci fanno pensare, ma io ti chiedo Casucci, dove stiamo sbagliando? Sbagliamo sicuramente a politicizzare ogni cosa, a strumentalizzare ogni cosa, però anche lì l'idea di dare la colpa esclusivamente al patriarca, al maschio bianco italiano,
La verità sta nel mezzo, come al solito, e la verità forse è anche quella che ha detto il ministro Valditara, dicendo che con tutta la gente che arriva qui nel nostro paese hanno delle usanze completamente diverse dalle nostre e il patriarcato in certe religioni, in certe tradizioni c'è come. Io credo che si debba avere il buon senso di chi sa guardare i numeri concreti. Questo ci deve far riflettere che il 23% in Toscana diciamo, sono donne che hanno subito violenza da parte di stranieri rispetto a una popolazione straniera che è inferiore. Quindi non dobbiamo assolutamente generalizzare, però dobbiamo tener conto anche dei numeri, perché non è possibile non tenere conto della realtà dei numeri, e questo ci deve far riflettere per evitare frasi fatte, per ideologizzare, per politicizzare tutto. Questo lo dobbiamo accuratamente evitare. Vedi, Sam, io nel prima settimana ho tenuto un convegno insieme con la Lega locale a San Sepolcro sulla sanità e mi sono ben guardato dal politicizzare la sanità. La sanità non ha colore, la sanità quando uno va al pronto soccorso non è che gli chiedono la tessera di un partito. Dobbiamo cercare di essere, soprattutto noi che facciamo parte delle istituzioni, e persone serie, che guardano i numeri, al tempo stesso devono trovare delle soluzioni che vadano bene per tutti i cittadini. Anche perché, perdonami, molto spesso se c'è stato un errore lo ha fatto la sinistra e lo ha fatto anche la destra, o non è riuscita a sopperire alle mancanze di una certa sinistra. No, parliamo proprio di questo convegno di sabato scorso che si è svolto a San Sepolcro. Arezzo l'ho anche pubblicizzato, ho ricevuto la locandina. C'è futuro per la sanità in Val Tiberina, si chiamava, con tanti addetti ai lavori. Cosa è venuto fuori da questo convegno? Perché, come dico sempre io, la realtà sta nel mezzo. In Umbria sono stati bravissimi a convincere i cittadini che la colpa era della Lega, del centrodestra, degli ospedali chiusi. Adesso la Schlein ha detto che si metteranno tutti fuori dagli ospedali. State attenti anche voi che andate a fare visite, trovate la Schlein che cerca di convincervi di votare PD. Cosa sta succedendo, ma soprattutto appunto cosa avete detto in questo convegno dove parlavano proprio gli addetti ai lavori nell'ambito della sanità? Io ho voluto dare un taglio molto preciso a questo convegno e ringrazio la sezione di aver collaborato per fare qualcosa di credo molto costruttivo, perché noi abbiamo fatto parlare di professionisti. In questi anni, e lo dico senza unta, in questi anni io ho appreso molto dai professionisti di quali mi sono avvalso la collaborazione, e li ho fatto parlare prima di tutti sabato, e hanno messo in evidenza anche alcuni limiti normativi che mi auguro siano affrontati di petto in Parlamento, perché bisogna andare oltre i numeri per certe vallate. Vero, per esempio a San Sepolcro, che è in un'area interna, la Val Tiberina, c'è un ospedale di base, e di fatto in quell'ospedale di base ci possono dare solo determinati servizi, mentre le persone in generale penserebbero che gli ospedali sono tutti uguali, no? Che l'offerta sanitaria possa essere identica. Così di fatto non lo è, ma bisogna dirlo per bene ai cittadini, quindi istruirli. Ma io ho concluso l'evento dicendo che sulla base delle risorse, sulla base di impegno anche per riformare le norme che a volte sono contro i territori, però bisogna assolutamente garantire che i servizi siano il più possibili omogenei per i cittadini. L'offerta sanitaria dovrebbe essere uguale e bisogna lavorare perché, ad esempio, in zone di montagna ci siano i medici di famiglia. Ora faccio un esempio molto concreto che penso possa essere riprodotto anche in altre regioni. In Valmarezia, che è una piccola parte della Val Tiberina, zona di montagna, Badia Tedate Sestino, che ci vuole mezz'ora da San Sepolcro, entro la fine dell'anno non ci sarà più un medico di famiglia.
Quindi io mi domando come faranno i cittadini, in particolare gli anziani di quei territori, a trovare una soluzione. Noi diciamo che bisogna collaborare con le case della salute, cercare di dare risposte concrete ai territori, e al tempo stesso diciamo che inevitabilmente dobbiamo trovare il modo per rilanciare anche lo stesso ospedale di San Sepolcro, con delle specialistiche, con delle convenzioni con le regioni confinanti. Abbiamo posti temi, ma l'abbiamo fatto in modo serio. Io credo che, lo dico in termini molto chiari, che l'epoca dei social andrà incontro a una rivisitazione di proposte concrete da parte dei politici. Noi dobbiamo stare nei territori a cercare di dare delle risposte, perché i cittadini sono sempre più soli, sono sempre più in difficoltà, e quindi sotto questo profilo bisogna un po' anche ripensarci. Il nostro è stato un partito in grado di aggiornarsi nei tempi. Credo che oggi ci debba essere questa capacità di aggiornamento, perché l'epoca post-Covid deve essere vissuta per quello che è, qualcosa di molto diverso rispetto al pre-Covid, e questo deve riguardare dalla sanità al lavoro, alle infrastrutture digitali, soprattutto le infrastrutture digitali. Noi in Toscana a volte per riuscire a parlare al telefono in qualche frazione sembra di andare a cercare l'acqua, ecco, non è più possibile andare avanti così. Queste sono le risposte che meritano i cittadini. Certo, basta stare proprio in mezzo alla gente e te ne accorgi. Intanto stanno arrivando messaggi al 340-6709-659, mentre Matteo Salvini, sulla falsariga di quello che stiamo dicendo, ha dichiarato crescente l'incidenza di aggressori stranieri, e parliamo naturalmente della giornata contro la violenza sulle donne. Mattarella ha detto che non è stato fatto abbastanza contro la violenza sulle donne. E i WhatsApp. Io però mi chiedo perché questi uomini diventano violenti, o vanno fuori di testa improvvisamente senza nessuna ragione plausibile, o si ubriacano e si drogano tutti, o non so, ma una ragione o un perché ci sarà. Vorrei sapere quale è. E ancora, Sammy, per favore porta i miei saluti a Marco e la sua adorabile metà. Vorrei dire che se anche i partiti si uniscono per questa lotta, poi ci pensano i giudici a difendere gli indifendibili, ci scrive Luciana di Muggiò. Sicuramente, ma torniamo anche sul territorio, poi chiaramente se vuoi rispondere a questi messaggi minimo. Ho letto anche che ti impressiona molto, parliamo della regione toscana, ma anche molte altre zone d'Italia, tra le tante crisi che stiamo vivendo, una crisi che riguarda in particolar modo alcune zone della regione toscana, la crisi della moda. Ma intanto ti ridò la linea. Marco Casucci. Io sono appena uscito da un tavolo di lavoro in giunta regionale dove erano presenti il governatore della Toscana, l'assessore allo sviluppo economico, nostri parlamentari e parlamentari di altri gruppi e consiglieri regionali, intende con i sindacati, Confindustria. Siamo tutti quanto mai preoccupati perché i numeri sono allarmanti. Purtroppo non ce la fanno più a reggere questo periodo di difficoltà a vendere sul mercato numerose imprese, e la Toscana, vedete, ha 110.000 persone che sono coinvolte nel settore della moda. È un numero veramente notevole. Considerate che si tratta praticamente del 34% della forza lavori impiegata nella manifattura. Di fatto dopo il Covid c'è stata una impennata nella vendita dei prodotti. Ultimamente c'è stato invece un rallentamento dovuto alle guerre, dovuto anche a situazioni recessive in alcuni paesi, e di fatto sono pieni magazzini di prodotti non venduti. Questo è il problema. Il problema è di fatto che in un anno e mezzo molti cittadini si sono trovati ad avere delle grosse difficoltà. Probabilmente tutti quanti avremmo dovuto muoverci un po' prima, non possiamo esonerarci da responsabilità, dobbiamo
cercare di dare soluzioni. Si è parlato di allungamento della cassa integrazione, si è parlato di investire in termini di formazione, si è parlato di cercare di trovare una programmazione, una pianificazione industriale. Se posso fare una critica pesante alla Regione Toscana è che per quanto riguarda la programmazione negli ultimi anni se ne è fatta poco. Sì, io non riesco a capire ancora qual è il futuro della Regione Toscana. Noi lo diciamo da anni, non si può vivere solo di turismo per quanto sia importante, e la nostra tradizione manifatturiera deve essere tutelata, perché poi ci troviamo queste situazioni di crisi. Oggettivamente dobbiamo lavorare per dare uno sviluppo a settori fondamentali. La moda in Toscana rappresenta veramente al meglio la nostra grande capacità di innovare, di avere gusto. Dobbiamo tutelare quello che siamo, ma faccio soltanto un esempio. Ma perché siamo stati così bravi in Toscana nel tempo a qualificarci per la moda? Perché c'erano delle competenze specifiche nei lavoratori. Questa gente, se va a casa, non produce un danno soltanto a se stessa, produce un danno a tutta la Toscana, perché si perde il Made in Tuscany, il Made in Italy. Noi questo dobbiamo veramente unirci a tutti i livelli, e qui faccio un fortissimo appello soprattutto al governo, e io mi impegnerò qui in Regione Toscana a dare delle soluzioni a queste crisi, perché si perde veramente l'identità toscana, non ce lo possiamo permettere. Così come rischiamo di perdere l'identità importantissima culturale della Toscana, e qui parlo naturalmente, ricordate, questi appuntamenti regionali sono un po' delle scuse anche per mettere sul tavolo argomenti che riguardano un po' tutta l'Italia. Ci sono molte zone dell'Italia completamente dimenticate sul fronte cultura, turismo, bisognerebbe valorizzarle molto di più, e invece puntini di sospensione. Sul fronte cultura, che cosa si muove o che cosa non si muove adeguatamente in Toscana? Per quanto riguarda la cultura, sai, spesso di fatto è un bacino di voti per il Partito Democratico, con le tante associazioni che si muovono in quell'area di pensiero. Vedo che a volte si fanno dei tabù su certi argomenti anche per quanto riguarda la cultura, o comunque sia si tende ad escludere più che a includere. Io credo che invece la cultura debba essere assolutamente patrimonio di tutti, e lo dico proprio con la visione di chi vede nella cultura qualcosa che in Toscana fa mangiare, perché noi viviamo di cultura quanto viviamo di turismo, oltre che naturalmente, come dicevo prima, del manifatturiero e di tutto ciò che riguarda la produzione. La cultura è quanto mai indispensabile per creare uno sviluppo a queste zone. Vedete, io ho la fortuna, e qui vorrei veramente spendere delle parole importanti per l'amministrazione comunale di Arezzo, che in questo momento riesce a produrre degli eventi di altissima qualità, un'amministrazione guidata dal sindaco Ghinelli, dove è presente il nostro partito, e che vede due eventi di grande attrattiva, che sono la città del Natale, abbiamo il più grande mercato tirolese che c'è in Italia, che ci sarà fino al 6 di gennaio, e la mostra del Vasari, il Vasari che concluderà il 2 di febbraio salvo proroga. Venite ad Arezzo, perché sono due eventi veramente straordinari, in particolare la mostra sul Vasari. Ho l'orgoglio, lo voglio dire, proprio a Radio Libertà, di aver dato un importante contributo per far sì che arrivassero dei contributi pubblici a queste mostre, in particolare la Regione Toscana, sia la mostra dello scorso anno di Luca Signorelli, sia quest'anno la mostra del Vasari ad Arezzo. E per noi, ripeto, cultura ci permette di vedere arrivare i turisti. Noi dobbiamo veramente anche qui fare un ulteriore progresso, dobbiamo parlare di cultura, perché la cultura è Italia e Toscana. E ricordiamo che la cultura non è né di destra né di sinistra, tanto perché c'è questa ideologia comune per cui noi di destra siamo ignoranti. C'è anche lo stereotipo che le amministrazioni di centrodestra poi non si occupano di cultura. Ho fatto soltanto un esempio per rendersi conto di come invece
l'amministrazione di Arezzo abbia veramente proposto un evento straordinario. Quindi dobbiamo lavorare certamente per stare, come hai detto te, e qui voglio venirti dietro, nel mezzo perché nel mezzo si trova la verità, in medio stat virtus, no? Come dicevano diciamo gli antichi romani. Ecco, è fondamentale proprio questo, avere la capacità di essere forti nei contenuti, ma di renderci conto che le persone oggi hanno bisogno di trovare delle risposte concrete. Assolutamente sì, e naturalmente un grande plauso e un saluto alle amministrazioni, diciamo così, non di sinistra, che nonostante non vengano pubblicizzate sui giornaloni, portano avanti importanti discorsi culturali. E ricordiamo che in Toscana, non è un caso, gran parte delle province sono ormai passate al centrodestra. Ma questo è un altro discorso. Io ringrazio Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale toscano. Marco, è sempre un piacere stare con te. L'ultima battuta, se me la consenti, sì. Vorrei salutare Luciana e tutti quelli che tutti i giorni mi manifestano vicinanza, e vorrei ringraziare e salutare Luciana anche per le belle parole che ha speso nei confronti di mia moglie, che per me è centrale nella mia vita. Siete una coppia bellissima e vi vediamo con tanto piacere sui social. Marco Casucci, buon lavoro, un saluto alla famiglia e a prestissimo. Ciao. Un saluto a tutti voi da parte di Sammy Varin. Se vi è piaciuta questa trasmissione, vi è piaciuta? Ci trovate in replica questa sera dalle 20 alle 21 e tra pochissimo sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast. Io comunque sia, ritorno domani in rassegna stampa ore 7:30. Grazie a Francesco, a domani.